Agosto, amore mio, non ti conosco, tutti al mare o ai monti. L'estate, con il mese di agosto, era sinonimo di ferie ed invece quest'estate 2020 mostra una Vicenza non deserta come ci si aspetterebbe, ma con gente ancora che passeggia, bar aperti e tavolini occupati per il caffè o l'aperitivo. Insomma, non si respira ancora aria di vacanza. Lavoro qua in centro. Quindi se niente vacanza questa, neanche un toccata e fuga una settimana. No, no, una settimana no, forse 2 giorni, ma no. Weekend e niente, non vado in ferie perché ad agosto devo fare un tirocinio e nulla, mi dispiace. Quest'anno, quest'estate proprio zero. Sì, zero, proprio zero. A Palazzo Trissino gli assessori comunali e il sindaco si prendono qualche giorno, una settimana, perché l'autunno con tutti i suoi problemi è dietro l'angolo. Sarà colpa del Covid, fuori dall'Italia il virus è ancora forte, sarà che si tende al risparmio per timore di un autunno difficile, sarà che si è in recupero e bisogna lavorare, sta di fatto che viene meno la voglia di programmare le agognate ferie, al massimo un fine settimana lungo in Veneto. Si sta in Veneto, si va a Lido, a Venezia a fare 5 giorni, 4 notti, si sta vicini. Quindi vacanze proprio ristrette, il tocco mordi e fuggi anche qua. Sì, poi magari si va in giornata, non lo so, in altopiano, a fare un giretto, ma non si fa niente di più. Oppure come questi turisti da Milano e Bologna si unisce il trekking all'arte ottimizzando il tempo. Abbiamo fatto la trekking sulla 52 Gallerie e siccome ripartiamo oggi pomeriggio ne abbiamo approfittato per venire a Vicenza, avendo visto che tra l'altro è patrimonio UNESCO, non sapevamo, quindi abbiamo approfittato per vedere delle opere del Palladio. Ma vacanza questa oppure? No, è un fine settimana, è un fine settimana così fuori. E se vacanza deve essere? Ad agosto si andrà in Sardegna. Sì, ad agosto un po' di mare. 15 giorni, una settimana, com'è che farete queste vacanze? 10 giorni direi, 10-12 giorni